si consuma, no? Perché vogliono, dai, con la paletta, dai su, dai giù, si suda e allora è giusto fare anche uno spuntino, no? Giustamente sì, io ringrazio i miei ragazzi che vanno dai 57 agli 88 anni, sono tutti diventati molto bravi, difatti adesso io vado in ritiro e passo la pallina a loro, così loro si arrangiano per il periodo estivo e noi riprenderemo effettivamente nel mese di settembre con, spero, nuove leve. Doppio, misto, cos'è? Fritto misto, dai. Super senior, diciamo, no? Come è andata la stagione? Sì, è andata benissimo, sì, sì. Allora, io ho incontrato questo gruppo favoloso, sono bravetta, non brava, bravetta, però lo tratto come terapia perché aiuta a tutti, aiuta la mente e specialmente gli occhi. È una bella cosa, è una bella iniziativa. Tenersi In movimento, Ecco. è in contatto con le persone. Lei signora? E io ho appena iniziato, comunque mi hanno detto che sono brava. Anch'io sono il marito della signora e quindi assisto. Capitano non giocatore. Ecco, bravissimo. Gioca anche lui. Io ho imparato da mio marito, che è di questa parrocchia, e ha sempre giocato a ping pong e ho imparato anch'io con lui e quindi sto sempre giocando. Finché la va, lasciamola E andare. magari un buon tie di vempa. Ance doi. Ecco, Ci provo con impegno. Con questo ping pong tornano giovani, veramente. Niente, io cerco di mantenermi in forma ed essere sociale con tutti. Ci muoviamo, giochiamo, socializziamo, dunque è quello che vogliamo noi di una certa età. Sì, noi siamo pensionanti in cerca di lavoro. Dipendenti INPS si dice. Ecco qua. E abbiamo trovato Marco che si è dato da lavorare, ci ha insegnato a giocare a ping pong. Il motto qual è? A pallina vai di là. Mandi e viva i Zovis di una volta. Bravo. Tu hai detto bene.